Allora, guarda, le condizioni del campo erano per entrambi insomma difficili, quindi penso che questa è una cosa da mettere a parte, non c'entra niente, il freddo era per noi e il freddo era per loro. Loro vengono da 5 vittorie consecutive, queste sono 6, ci hanno messo sicuramente più cuore di noi. La Pisana ha giocato sicuramente la gara più brutta dell'anno, ma non voglio dare il demerito al Peperino perché ha fatto una grande gara di cuore. Penso che il risultato sia giusto, al di là che noi abbiamo creato molto di più di loro, ma si sono chiusi bene in difesa, hanno fatto le ripartenze, le hanno azzeccate e non c'è da dire ben poco. Siamo ripartiti in un 2017 molto arrancati, un po' sottotono, niente, quindi non c'è da recriminare nulla, la gara è andata come è andata e il risultato penso che sia giusto. Beh, sicuramente sarà una gara tagliente, vogliamo dire, passami questo termine, perché comunque c'è sicuramente un po' di ruggine tra di loro, tra finali non vinte e quant'altro, però sicuramente sarà una grande gara, spero che vinca lo spettacolo. Per quanto riguarda noi col Cottino dobbiamo fare sicuramente assolutamente una vittoria, perché al di là, come dicevi tu, del risultato del Cotton e Goldbet, al di là che sia un pareggio o una vittoria di Cotton o Goldbet, al di là di questo dobbiamo vincere col Cottini per rimanere almeno lì dove siamo ora.